occhio al campo, cioè, sì. perché il Camp Nou è più largo Sì, del San Paolo, per cui quei 10 metri, 5 da un lato, 5 da un altro, 5 in lunghezza, 5 in larghezza, potrebbero anche creare qualche piccolo problema. Ma in particolare quel campo, che è uno dei più larghi che c'è, Sì. Amici bellini, ma insomma voi chiaramente avete sentito, ma lo avrete sentito dire spesso, no? È il Camp Nou, bisogna stare attenti perché le dimensioni potrebbe essere un vantaggio per il Barcellona, loro sono più forti in casa appunto per questo, eccetera, eccetera, eccetera. E io mi incuriosisco, a me non mi va di accettare semplicemente quello che mi dicono, e allora io vado su Google e scrivo per esempio dimensioni Camp Nou, ok? E di solito esce scritto l'altezza, sono 157 feet, ma non basta, noi dobbiamo andare a vedere le dimensioni del terreno e lo vedete qua, 105 x 68. 105 x 68 è lo standard, è la dimensione di San Siro, è la dimensione dello Juventus Stadium. Quindi non capisco questa cosa. Ma è possibile che sbaglia Wikipedia? Allora, non ci vogliamo fidare di Wikipedia? Benissimo, Transfer Market, ci fidiamo di Transfer Market? Camp Nou, la capacità, dimensioni del campo da gioco, 105 x 68. Ok. Allora mi sbaglio io? O tutte queste chiacchiere che sentiamo in giro sono chiacchiere e nessuno si informa? Ragazzi, quello è il vostro lavoro. Mi rivolgo al giornalai. Io faccio lo youtuber, questa è una passione mia. E se vi piace quello che vedete, io vengo ricompensato dal fatto che vi iscrivete al canale, lasciate un like, un commento e magari lo dite ai vostri amici, perché è l'unico modo che ho per crescere e arrivare a più gente. Lo dite ai vostri amici, guarda che c'è uno che addirittura dice una cosa più esatta di giornalisti che seguiamo tutti i giorni. 105 x 68, ragazzi. Lo Juventus Stadium, l'Allianz Stadium, 105 x 68. Milan, San Siro che adesso si chiama Meazza, lo sappiamo tutti, 105 x 68. La cosa bella è che se tu cerchi il Napoli e vai a vedere lo stadio San Paolo, 110 x 68, ragazzi. Il nostro stadio è più lungo, stessa dimensione in larghezza, ma è il nostro stadio che è il più lungo. E sentite questa, non ve l'ha detto mai nessuno, lo avete saputo qua, è lo stadio più lungo d'Italia. In generale in Europa gli stadi sono a dimensione standard 105-68 in generale, in Inghilterra sono più piccoli ed ecco perché Ferguson, altri Liverpool eccetera eccetera si lamentavano del Camp Nou, perché dicevano ma mi dà la sensazione che sia più grande. È più grande perché è standard. Era più grande ai tempi di Cruyff al Barcellona, che gli piaceva anche sfruttare questa ampiezza eccetera eccetera. Ma basta dire cazzate. Il San Paolo è più lungo e non ci vogliamo fidare di Transfer Market. Wikipedia, stadio San Paolo, ok? Dimensione del terreno 110 x 68. Non ci vogliamo fidare? Benissimo. Stadio più lungo d'Italia. Ecco qua. Il Corriere dello Sport di tanti anni fa, questa è una del 2009, il San Paolo il più lungo, il Matusa il più stretto, il Matusa è del Frosinone. Qua non si può andare avanti a vedere le cose, ma in generale dice la FIFA indica dimensioni regolamentari minimo 90, massimo 120, insomma le gare internazionali da 100 a 110, ok? Quindi si sceglie il 105, ma il Napoli è a 110. Lo avevo trovato, leggete? Questo è l'elenco completo e c'è già lo Juventus Stadium, quindi questa non è una roba vecchia, questa è una roba nuova. L'unico dubbio è che quando abbiamo fatto le cose per le Olimpiadi, la ristrutturazione, ma era solo una ristrutturazione di sediolini, non credo siano intervenuti sul campo. Qua parliamo di tutti 105, San Siro, Juventus Stadio Olimpico, tutti 105. L'unico che è a 110 è il Matusa, che però è più stretto, è lungo e stretto, e lo stadio San Paolo 110 x 68. Ci siamo capiti? Benissimo. Detto questo, smettiamo di dire cazzate e pensiamo al Barcellona, che si giochi al Camp Nou o che si giochi a Lisbona o che si giochi in Germania, come De Laurentiis si sta lamentando che vuole giocare. Lo capisco anche, insomma, una certa preoccupazione se i casi Covid non si abbassano là, e allora giustamente una preoccupazione ci sta. C'è un caso positivo nel Siviglia e la Roma deve giocare col Siviglia, quindi è anche comprensibile. Però non diciamo stupidaggini sul Camp Nou, perché li ho sentiti dire da tutti e nessuno che abbia detto guarda in realtà
è una cacata, perché non è vero questa storia, è una leggenda metropolitana che viene portata avanti perché nessuno poi si informa e quindi si portano avanti queste stronzate, un po' come ma quello, sai, lo Lobotka può fare anche la mezzala, sì, ma perché lo sappiamo noi, perché l'abbiamo visto giocare 40 partite da mezzala, oppure perché l'abbiamo sentito dire. Allora cerchiamo di evitare semplici banalità ripetute a pappagallo, e non mi riferisco ai colleghi youtuber, ma mi riferisco a chi lo fa per mestiere pagato, perché là mi incazzo, perché io lo faccio gratis e sono più informato, ma perché mi voglio informare, è facile, Wikipedia è gratis. E quelli che invece vengono pagati ci riempiono di palle, non mi sta bene. Quindi, perdonate il dissing, ma era una cosa che dovevo fare assolutamente perché questi giornalai a me mi danno sui nervi e nessuno interviene, nessuno dice niente. I due che vi ho messo, per carità, non è un attacco personale, sono solo i primi due che mentre ascoltavo le cose per studiare, per saperne di più, alla fine sono i primi due che ho trovato, ma in tutte le trasmissioni, nessuno escluso. Mi pare solo su Campania Sport era cominciato un battibecco tra Iannicelli e Chiariello. Uno dei due diceva che non era vero, che era standard, e l'altro invece faceva di scommettiamo. Non lo riesco a trovare perché è impossibile scorrere ore e ore di trasmissioni sportive dove ne dicono di ogni e ne dicono di stupide e ne dicono di false, perché non si informano e campicchiano su queste cose che insomma oramai fanno parte del mestiere, dell'ambiente, e quindi qualsiasi cosa dicono nessuno gliele va a contestare, è triste, specialmente per gente come noi, voi di questo canale, che lo so che ci tenete alla realtà dei fatti, vi interessa approfondire, eccetera eccetera. Eccomi qua, ecco perché io sto qua col tempo a disposizione che fortunatamente in questo periodo abbiamo. Eccomi al vostro servizio per regalarvi un pochino più di approfondimento anche su queste cose qua. Noi non vogliamo essere presi per il culo, quindi la prossima volta che sentite a uno di questi qua, famoso o meno, che dice una cosa del genere, voi gli linkate il mio link, è un favore mio personale, voi lo sapete come mi potete supportare, avete tutti i mezzi, questo è uno dei mezzi, perché mi fa piacere sapere che insomma vi ho dato una notizia. Ma quanto sta diventando largo questo campo, mamma mia, sarà difficile giocare in un campo così.